Sono Giacomo Ambrosino del blog Fuori dal Comune e sono qui in compagnia del Don Pierluigi Di Piazza, che gestisce il centro Balducci a Zugliano. Cosa ci può dire del centro Balducci? Il centro Balducci è un'esperienza che è nata 30 anni fa, quando ho aperto la casa parrocchiale per accogliere 3 persone provenienti dal Ghana. Noi cerchiamo di accogliere, dal 2003 accogliamo mediamente 50 persone e di dare dei servizi essenziali agli ospiti. È un passaggio il centro Balducci, non è certamente risolutivo, però è un avvio a un inserimento più consapevole in questa società, o se qualcuno poi pensa di recarsi in altri paesi d'Europa. Coloro che lavorano lì al centro sono volontari? Il centro Balducci è stato sostenuto in gran parte dai volontari. Poi dal 2008 abbiamo assunto una persona come segretaria e poi ci sono anche rese necessarie altre assunzioni di altre 4 persone, quindi ci sono 5 persone assunte e 50 persone volontarie che in vario modo, con vari tempi, con diverse competenze sono disponibili a far vivere questa esperienza. Un giovane come noi cosa potrebbe guadagnarci nel fare attività di volontariato? Secondo me è un guadagno che riguarda l'interiorità, è un arricchimento. Uno che si dispone a essere volontario colloca il baricentro della sua esistenza non dentro a se stesso, ma al di fuori, nella relazione con gli altri. Ritengo che si acquisisca una dimensione interiore molto molto importante e poi anche via via anche alcune competenze che possono essere anche necessarie, ma personalmente ritengo che prima del fare si debba considerare l'essere profondo delle motivazioni, delle finalità, questa dimensione interiore che è sempre da alimentare. Grazie a voi e alla vostra intraprendenza e alla vostra disponibilità anche a realizzare questi messaggi. Grazie.